sono molto contento di avere in collegamento Dario Biello, che è il regista di un interessante film, La città macchina. Eccolo, buongiorno Buongiorno, Dario Biello, buongiorno a regista voi. architetto. E precisiamo, quindi conosciamo bene un po' lo stile. Che stile è questo? Dove lo posizioniamo, questa nuova formula di fare cinema? Vai Dario. Allora, ci siamo conosciuti già qualche anno fa per Certo, il primo episodio, certo, grazie quindi di è un averlo piacere, ricordato. eh sì, quindi è un piacere ritrovarci qui, significa che nonostante tutto siamo ancora qui a combattere per provare a fare un cinema un po' diverso. Ecco. Un cinema che è sempre un'industria, è sempre un'impresa di intrattenimento, ma nel nostro caso è anche un'impresa, un'opera di divulgazione e in qualche modo racconto storico delle città del Novecento. Questo è il secondo episodio di Italia 900 che, come dice già il titolo, è una serie cinematografica che intende raccontare le città e le principali storie del Novecento italiano. Il Novecento che in qualche modo sono le gambe sulle quali poggiamo. In questo film Mario Botta, tra i vari intervistati, ci racconta come noi siamo figli del Novecento e siamo figli di una memoria breve, una memoria che spesso magari viene svalutata dalla routine quotidiana, piuttosto relegata ai margini dell'interesse collettivo, perché comunque siamo un paese ricco di storia antica. Ecco, con questo film abbiamo voluto superare questa logica che definiamo nostalgica e passatista dell'Italia classica, della città classica italiana, e abbiamo voluto raccontare invece una città moderna, una città futurista, una città che in qualche modo inizia il suo percorso con l'Unità d'Italia, quindi una città italiana, e che nel tempo ha attraversato dei momenti chiave. Vediamo la rivoluzione, la rivoluzione industriale dell'Italia Unita, piuttosto che il periodo della prima metà del Novecento, la ricostruzione, per poi riaffermarsi nel tempo, nella rigenerazione, che è il tema attuale, e concludere, e questo è il finale del film, con la ricerca, che è il tema centrale di tutto, la Ecco, ricerca del futuro, la ricerca di quello che verrà. Diego, passiamo in FM per presentarti ai Dario. nostri... Scusami, Dario. Diego è il produttore del film, Diego è il che produttore, salutiamo. Dario, Lì c'era perdono, un avevo nesso. scritto Sì, Diego. è un'opera familiare. Passiamo comunque in FM FM. per presentarti ai radioascoltatori. Si legge comunque un grande ottimismo. Adoro Sì, questo brano, lo arciascolto e grazie a Radio In continuo ad ascoltarlo e mi fa tanto piacere. Beh, è anche piacevole ascoltare il nostro nuovo ospite. Leggo dell'ottimismo, cioè nel film è necessario, perché comunque scegliere di raccontare una storia che ha a che fare con il futurismo, che ha a che fare con anche l'industrializzazione, questo che cosa fa capire? Che comunque si evince dell'ottimismo? è un ottimismo critico, perché è un Oh, ottimismo fino a se stesso e magari candido di grandi aspettative sarebbe in qualche modo fuori dal tempo e fuori dalla realtà. È un ottimismo critico, è una lettura di una città che deve in qualche modo fare i conti con la propria realtà storica e antica, piuttosto che la propria realtà del presente. Quindi l'ottimismo c'è, perché siamo tutti degli inguaribili ottimisti, per fortuna, perché la curiosità e l'ottimismo sono le due gambe che ci permettono tutti i giorni di svegliarci e di progredire. Certo è che l'ottimismo senza la conoscenza della propria storia e senza la conoscenza della realtà dei fatti è un sentimento fine a se stesso, che con questo film vogliamo provare un pochino a mettere da parte, insomma. Monia, per chi si fosse messo in ascolto soltanto adesso, abbiamo in collegamento un regista architetto, ci piace e a lui piace tanto definirsi così, è Dario Biello, perché ieri alla Casa del Cinema di Roma è stato presentato La città macchina, un nuovo progetto della serie Italia 900. Partner importanti, Dario, prodotto da Filmedea in collaborazione con Luce Cinecittà, il Maxi e ancora l'Anarca, ma c'è
tu hai affidato a un fotografo e un ricercatore che veste i panni, Alessandro Preziosi, questo compito di scoprire una città futurista, ma mi intriga tantissimo questa Lancia Siluro del 1927 che è guidata da una donna misteriosa. Adesso ho una curiosità matta. È un inseguimento, abbiamo provato a portare una storia in qualche modo di divulgazione scientifica e invece nel linguaggio e nel registro del cinema. Quindi per farlo abbiamo messo in scena a tutti gli effetti questo inseguimento tra questo affascinante ricercatore e fotografo di architettura e questa donna che in qualche modo incarna lo spirito della città moderna. È la storia di un fotografo che si misura con la città e che man mano scopre i suoi elementi più moderni e più anche insoliti. Questo è un po' lo spirito del progetto Italia 900, che ha come elemento fondamentale la ricerca di archivio. Cioè noi andiamo ad effettuare una ricerca puntuale, ad esempio sull'archivio dell'Istituto Luce e tutti i grandi archivi italiani, gli archivi di architettura e gli archivi delle imprese. Laddove manca un elemento in una riproduzione originale, che sia audiovisiva o di immagine, andiamo a riprodurre attraverso il cinema. Quindi il cinema nel nostro caso è una riproduzione fedele di fatti realmente accaduti e che non sono documentabili visivamente. A questo poi mettiamo il condimento più emozionale, che è la storia, insomma, perché poi alla fine di tutto una storia ci deve intrattenere in quell'ora abbondante. E noi facciamo così, mandiamo la pubblicità per poi vedere il trailer, perché tu hai sapientemente portato, insomma, perché la Radio In, come tutte le radio, adesso si vedono, si ascoltano e da lì veramente si capiscono tante cose. Un bel film, insomma, da promuovere. Pubblicità, tra poco. I consigli la voce della tua città. E vediamo tra poco il trailer. Facciamo così? Facciamo adesso? Così. Possiamo anche vediamo in un po' di regia, immagini. perché siamo curiosi, caro Dario, no? Che ne pensi? Andate. Una Verona inaspettata che incarna un'epoca di utopia e progresso. È quella ritratta in La città macchina, Verona 900, il docufilm presentato a Marmamac 2023. Verona è una città che in questo secolo, nel XX secolo, si trasforma, diventando più bella e più forte di prima dopo un forte bombardamento, quello della Seconda Guerra Mondiale, ma anche riuscendo a dare ad una bellezza che è sotto gli occhi di tutti una funzione specifica, quindi si trasforma per diventare non solo bella ma anche funzionale. Curato da Dario Biello e prodotto da Diego Biello, fa parte della serie Città 900 per Filmedea. Protagonista del film, un ricercatore e fotografo, interpretato da Alessandro Preziosi, che insegue lo spirito futurista della città, una macchina dell'abitare in continuo movimento. Il docufilm è arricchito dagli interventi di architetti, designer ed esponenti del mondo della cultura, da Mario Botta a Tobia Scarpa a Milo Manara. In questo film andiamo a scoprire una Verona futurista, una Verona macchina dell'innovazione e del progresso per certi versi, una Verona innanzitutto novecentesca, una Verona che magari con questo film intende superare quelle logiche più passatiste, più classiche, più tradizionali dell'arena o del classicismo e del, se vogliamo, il romanticismo veronese, per riaffermare invece la propria identità che vede oltre le mura. Noi diciamo che Shakespeare in qualche modo non aveva ragione, quindi di Verona e del suo territorio che, superando quindi le mura, va ad incontrare il mondo. Ma questa Lancia Siluro del 27, Mamma. Dario, Come siete riusciti? dove l'hai recuperata? Ma poi Recuperata. è perfettamente efficiente. È una meravigliosa creatura meccanica custodita a Brescia, quindi non nella città protagonista di questo episodio, però è la nostra coprotagonista assoluta e incarna veramente quelle che erano le più grandi ambizioni. Si scoprirà anche perché c'è questa automobile guidata da questa donna, che incarnano un'opera ben precisa, che però vi invito a venire a scoprire
nei cinema nei prossimi giorni, o altrimenti oggi alla prima che faremo la festa del cinema. Senti Dario, tecnicamente mi colpisce tantissimo questo maneggiare gli archivi e proiettarti al futuro, superare la logica dei centri storici tradizionale e dare uno sguardo verso il futuro. È un'operazione, è un linguaggio non facile, soprattutto nel cinema e nell'audiovisivo. Ieri eravamo in pre-anteprima, possiamo dirlo, ad un panel proprio organizzato dai Cine Days dell'UNESCO. Il tema era quello dell'overtourism, che è un tema dei temi. Sappiamo tutti i centri storici attualmente quanto siano ormai diventati dei parchi giochi per turisti e quanto siano pieni e ormai ingestibili e completamente privi di ogni funzione. Ecco, in questo quello che una volta veniva considerata come periferia, che invece sono le nuove centralità, i nuovi centri storici, perché un centro nato nel Novecento è un centro storico che deve godere di ugual dignità dei centri storici tradizionali o dei grandi e bellissimi borghi italiani. In questo il Novecento può darci una mano su due fasi, sia in termini di ospitalità turistico-attrattiva, ma anche in termini di produttività, perché il grande errore che non si deve commettere è quello di musealizzare il Novecento. Il Novecento è il secolo della produzione, è il secolo del fare. E musealizzare questi luoghi, si parlava con Cinecittà ad esempio che rendere Cinecittà il museo di se stesso è un errore, sarebbe un errore imperdonabile. Cinecittà deve continuare a fare il suo lavoro, così come tutti i grandi distretti anche industriali, ma anche i grandi centri del Novecento che nascono sul principio della produzione e della produttività, oggi dovrebbero reinventarsi, ritrovare delle nuove centralità produttive e in qualche modo riportare ad essere attrattivi e produttivi questi luoghi. Ma passiamo in FM, così ci ascoltano anche dalle radio, perché abbiamo messo brani musicali, tra l'altro anche abbastanza belli. Ecco, come bello è anche quello, ciò che dice Dario, è profondo ciò che dice, insomma dà una Italia che noi non dovremmo assolutamente mettere in vendita, e anche un cinema che non deve essere sì commercializzato, per carità, ma non farne proprio un franchising, se vogliamo, giusto? È vero, Va bene i Monia. musei, ma Cinecittà, chi c'è stato respira proprio una bellezza unica, cioè è nata per essere un motore di film di straordinari, non per diventare nella sua staticità soltanto un museo. E Dario Biello, nella sua duplice veste di regista e architetto, ci ha dato delle chiavi di lettura molto molto interessanti. Mi colpisce questa parola musealizzazione, Dario. È un concetto che vale la pena riprendere anche per chi ci sta ascoltando in questo momento in FM alla radio, e che tu hai plasticamente realizzato molto bene in questa serie Italia 900 prodotta da Filmedea. Sì, come dicevo, musealizzare il Novecento potrebbe essere il grande errore che non dobbiamo commettere. La realtà è che ci si approccia su questo secolo e sui manufatti che rappresentano questo secolo, che in fondo sono veramente il motore della nostra contemporaneità. Città come Venezia nascono e si sviluppano nel Novecento. Venezia è una delle città più novecentesche d'Italia e del mondo, e invece per noi è la città delle gondole, di Palladio e del Canaletto. Ecco, musealizzare sarebbe il grande errore, perché si sta assistendo a due tipologie di approccio sul Novecento, in chiave di rigenerazione, no? Questa parola mistica che va tanto di moda. Le due chiavi sono o la demolizione più scellerata, cioè cancellare fette di memoria della nostra memoria, e noi quotidianamente assistiamo a demolizioni e sventramenti della nostra storia. Tutti i giorni viene demolito un oggetto architettonico ricco di storia del Novecento. L'altra chiave di lettura invece è quella della musealizzazione, quindi rendere questi luoghi dei luoghi di intrattenimento, rendere questi luoghi fondamentalmente delle estensioni del centro storico, per cercare di convogliare i grandi flussi turistici in altre mete. Ben venga la musealizzazione in termini di raccontare una storia di un luogo, ma quel luogo deve tornare a vivere. Abbiamo parlato di Cinecittà, ma pensate anche ad Ivrea, quindi all'Olivetti, pensate anche a tutti i villaggi operai, a tutte le città fabbriche, a tutti quei manufatti che in qualche modo hanno rappresentato il nostro presente. Noi nel film
sosteniamo, tra le varie tesi ne sosteniamo una, che in quei luoghi dove in qualche modo si è assistita alla rivoluzione che ha reso l'Italia un paese in qualche modo contemporaneo e in qualche modo un paese comunque sia industrializzato, produttivo, uno Stato unito, reale, proprio in quei luoghi si è assistito adesso a un progressivo abbandono, ed oggi su quei luoghi si misura il futuro, perché è da lì che riparte la rigenerazione delle città del domani. E accanirsi sul centro storico è fuori dal tempo, e anzi ci auspichiamo che anche il centro storico più antico torni a poter vivere. Non dico di ripristinare le botteghe nei portici meravigliosi italiani, ma dico che forse qualche bottega e qualche ragazzo che voglia produrre l'artigianato e voglia rimettere al centro la manualità e il pensiero italiano, penso sia una cosa fondamentale, proprio per evitare che il Made in Italy diventi soltanto un nome da mettere su un'etichetta, che è quello che stiamo assistendo oggi. Intanto il cinema sta facendo il suo bellissimo lavoro, quello di rendere, anche divulgare, di creare identità esatto, nei luoghi. Passiamo alla musica per poi proseguire su Facebook. Mi piacerebbe vedere le clip, ce l'abbiamo? No, abbiamo fatto vedere. Voi non ci crederete. No. Non lo possiamo. No, intanto dove potremo vedere questa serie, momento, Dario? Dove potremo vedere la serie? In questo momento sto alla serie, e in questo momento è alla Festa del Cinema di Roma, e appena finito il festival inizierà la distribuzione nei cinema. Sorridendo vi dico che in questo momento stiamo tagliando le clip per permettere un po' a tutto il tam tam mediatico di poterci aiutare un pochino a portare, quindi mi vedete anche un po' distratto, perché certo, ovviamente quando si è nel festival si è in una baraonda. No, ci mancherebbe. Cut e copy del montaggio, della timeline. Ma Dario, un'ultima cosa, ovviamente ti chiedevo della diffusione, perché questa è una serie che merita anche di essere divulgata nelle scuole per far capire ai ragazzi come fruire le città e come soprattutto rispettarle in un prossimo futuro. Questo è un progetto che, come dice spesso, anzi sempre, il nostro produttore, che è Diego Biello di Filmedea, rappresenta un progetto di cinema territoriale. Nel primo episodio noi siamo andati a bussare cinema per cinema, magari anche i cinema, sì, quelli delle major, ma anche quelli un pochino più impolverati, e abbiamo portato queste storie che magari hanno un linguaggio diverso. Non siamo Marvel, non siamo la DC Comics, non siamo quel genere di intrattenimento, però riportare la gente al cinema a scoprire la propria storia è un'operazione sorprendentemente funzionante. Noi stessi nel primo episodio non pensavamo di avere il successo che abbiamo avuto, siamo stati tra i documentari più visti di quella stagione, e fa sorridere, è una boutade, però nel film e nel luogo protagonista del primo episodio abbiamo battuto Batman, siamo usciti lo stesso giorno di Batman, e il nostro piccolo film ha battuto Batman, quindi interesse c'è. È un interesse che si lega al cinema ad altre componenti. Ovviamente il cinema è un elemento di sintesi di questa storia, al quale si è affiancherà un'altra serie di attività che noi stiamo sviluppando. La nostra intenzione è proprio censire e mappare il Novecento italiano e raccontarlo attraverso il cinema, il videomapping, delle esperienze immersive e delle esposizioni, in qualche modo per suggerire degli itinerari alternativi. Questo quindi è un progetto integrato a tutti gli effetti di rigenerazione sociale e culturale, prima che infrastrutturale. Beh, questo permette a tutti noi anche di diventare anche una pietra miliare, quindi di poter anche esplorare nel contesto cinematografico italiano contemporaneo veramente uno scorcio di storia. Quindi questa a quanto pare è la volontà. Dico, eravamo fermi a Cinepanettoni, quindi dicembre ce lo vediamo, senza nulla togliere ai straordinari fratelli. Cinepanettoni l'epoca è passata. Passiamo in effetti. Passiamo in effetti, sì. Beh, quella è anche una provocazione, caro Dario. Ecco, la volontà è quella di fare un cinema che in questo contesto cinematografico italiano contemporaneo mette non dico delle bandierine, ma comunque diventa storia del cinema, giusto? Sì, è una storia. Allora, il cinema è veramente uno strumento che va rispolverato,
perché è uno strumento che ha perso un pochino i suoi caratteri fondamentali sotto il peso di internet o della diffusione alternativa. Non vi nego che una delle problematiche che stiamo riscontrando più grandi proprio in termini di distribuzione è far capire che la nostra è un'opera cinematografica, la nostra è una serie cinematografica, che è una cosa che non esiste in Italia e quindi ovviamente non esistendo è difficilmente comprensibile, però la nostra idea è portare queste storie innanzitutto al cinema, perché il cinema per noi sono la nostra piazza, e poi successivamente portarla nelle case rispetto a quelli che sono i canali dell'on demand e tutto il resto. Però ecco, questi luoghi con queste storie tornano ad essere vivi. Faccio un esempio pratico, va tanto di moda il termine esperienza immersiva, no? Sì, Quindi queste mostre immersive, emozionali e via dicendo. Ecco, cosa c'è di più tridimensionali emozionante di vedere una storia che è quella del Novecento all'interno di un luogo del Novecento, che è il cinema, che è il cinematografo, che è l'arte del Novecento per antonomasia. Quindi l'esperienza immersiva, il nostro è un cinema 4D senza grandi effetti speciali se non quelli della propria storia. Evviva, evviva, siamo davvero, sono molto soddisfatto, Monia, di aver ospitato quest'oggi Dario Biello nel nostro format, avere raccontato la città macchina, è già molto evocativo anche questo titolo della nuova serie Italia 900, sono molto curioso di vedere queste puntate che come un sarto sta cucendo il nostro Dario Biello. Grazie soprattutto a Raffaella Spizzichino che ci ha creato ancora una volta questo ponte con te, Dario. Open Day Cinema è a tua disposizione ogni qualvolta avrai bisogno di una vetrina per divulgare e chissà, magari verrai a Palermo a presentare i tuoi progetti filmici. Sarebbe bellissimo, tra i vari episodi ovviamente verremo anche in Sicilia a raccontare queste storie fantastiche e speriamo di vederci presto anche di persona. Grazie, E un grazie saluto a veramente tutti. perché siete testimoni di Sì. veramente di una cinematografia molto intensa. Ci sono delle influenze, ci sono politiche, storiche, culturali che creano, ecco, una visione e certamente si attinge dalla storia, si ha un proprio sviluppo, ci si ispira, no? Perché ognuno ha la sua visione creativa. Quindi grazie veramente di cuore per aver preso parte a Radio In Cinema. Grazie a voi per averci dedicato la vostra attenzione. Ciao Bene. Dario, buon lavoro caro.